c'erano obiettivi piuttosto importanti, quello di definire un cambio di passo per l'associazione, mettendo al centro un percorso partecipato per ridefinire gli obiettivi e le questioni centrali a partire da un rapporto con le associate. 200.000 soci, una produzione che sfiora i 2 miliardi di euro, la più grande aggregazione del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista associativo. L'assemblea di metà mandato di Lega Coop Friuli Venezia Giulia si è svolta al Culturni-Dom di Gorizia, divisa in due parti. Prima l'assemblea vera e propria, durante la quale la presidente Vogrig ha illustrato i risultati raggiunti, seguendo una serie di percorsi al centro dei quali vi è stata la promozione del sistema cooperativo e l'esigenza semmai di valorizzarlo, con una particolare attenzione al tessuto produttivo del territorio regionale. Se noi non teniamo insieme chi è strutturato, chi ha soldi, chi ha denaro da investire con chi è invece piccolo e che è soffocato quotidianamente, noi perdiamo il tessuto economico prevalente della nostra regione. Non basta, questa, secondo la Presidente, sarà la strada che bisognerà intraprendere per il futuro. L'obiettivo è quello di alzare ancora l'asticella e di fare ancora di più, perché riteniamo che le sfide di un contesto così interconnesso, così complesso e anche così sfidante siano veramente molte. La seconda parte dell'Assemblea si è concentrata sul problema delle politiche abitative, passaggio quasi obbligato per una realtà che, essendo radicata sul territorio, può a buon diritto dire la sua, soprattutto per le persone che appartengono a quella linea grigia che non è in grado di permettersi gli affitti. Noi crediamo che lo Stato, il Governo e le Regioni debbano governarlo questo processo. Noi ci candidiamo ad essere un soggetto, un partner, ci candidiamo ad esserlo con la nostra caratteristica, che è quello di essere soggetti mutualistici, per cui che hanno l'obiettivo di massimizzare il beneficio per i propri soci e non di massimizzare il capitale che viene investito. In tal senso il rapporto con la Regione è indispensabile e la Regione già si sta muovendo. Non si può parlare di casa senza tenere presente qual è la situazione occupazionale, non si può parlare di dati occupazionali senza tener conto della situazione demografica, non si può parlare in maniera organica di territori che sono profondamente diversi. L'assessore Amirante, fra l'altro, così ha riassunto uno degli interventi, quello che ha al centro la rigenerazione abitativa con regole ben precise. E sono legate o a persone che vanno a vivere in quegli alloggi o verrà data una fortissima premialità alle imprese, ai professionisti, ai privati che metteranno a disposizione di alloggi a canone calmierato, quindi con un affitto di tipo a canone concordato per almeno 5 anni.